Da detenuti a operai comunali. Oramai è più che un'idea. A Cassugana si sta mettendo a punto il progetto che vuole impiegare carcerati che stanno scontando la parte finale della pena in lavori socialmente utili. La prossima settimana ci sarà l'incontro con tutti gli attori, dalla casa circondariale a Contarina, tra i soggetti coinvolti nell'iniziativa di adozione dei carcerati. Il progetto sta prendendo forma. Lo rende possibile una nuova legge, la numero 93 dello scorso agosto. Un'iniziativa dal duplice risvolto, utile al comune, un'opportunità per i detenuti. Questa è una cosa che interessa molto la Giunta di Treviso, perché naturalmente il comune ha sempre delle difficoltà e quindi avere degli aiuti in più è molto positivo, ma soprattutto anche perché la pena ai detenuti diventa una cosa non soltanto punitiva. Treviso si è mostrata subito favorevole al progetto. Migliaia le chiamate di risposta al sondaggio di ieri sera. Oltre il 70% dei telespettatori si è detto ben disposto all'inclusione nella società attraverso il lavoro di coloro che vivono ancora una condizione di ristrettezza della propria libertà. È una buona idea, ha un duplice risultato, sia per la comunità in generale, sia per le persone che si vedono, diciamo così, considerate nuovamente alla fine di un ciclo negativo. Lavori che siano comunque utili all'interno di tutta la comunità trevigiana, che le persone italiane non hanno più voglia di fare, secondo me, quindi non so, possono essere lavori sempre utili alla società, quindi non so, il mantenimento del verde, i lavori stradali. Speriamo che se venga data qualche opportunità di lavoro anche a questi soggetti, ne ricambiano, diciamo, con la giusta onestà. Roma, Perugia, Pistoia, Peschiera del Garda sono alcuni dei comuni che hanno già avviato progetti analoghi. A Padova i detenuti che stavano scontando la parte finale della pena sono stati assunti dalle categorie economiche. Per loro generalmente la stipula di una assicurazione e un rimborso spese, solitamente rappresentato dal buono pasto. Una chance in più non è da negare a nessuno.